ed è proprio Peggy Thor ad attaccare Palasca Kung, e Peggy Thor all'imbocco della prima curva sembra poter passare sull'allieva di Forino. Galoppa e finisce al tabellone il numero 2 di Pata Pata, una delle più gettonate. Risale subito Cusimano con il numero 5 Pigal Baba, e Pigal Baba passa al comando dopo 300 metri di corsa. Intanto risale anche il numero 13 di Pubblico d'Italia, che va a spingere, anzi no, è Pedro M, chiedo scusa, con Antonio Di Nardo, che va a spingere allievo di Cosimano, 31,5 per i 400 e i 600 in 46. Pedro M ora deve adeguarsi a Pigal Baba. In seconda posizione c'è Peggy Thor, seconda pariglia per Popstar, terza pariglia per Porto Stommi, mentre avanza al largo di tutti Pubblico d'Italia. E Pubblico d'Italia, con un volo molto violento, appariglia Pedro M, che a sua volta attacca Pigal Baba, e i due si pongono in seconda e terza posizione. 16,5 il chilometro con Pigal Baba, che ha retto agli attacchi di Peggy Thor in totale crisi. Pedro M avrebbe anche lo spazio per respirare un po'. Vediamo come si comporterà Antonio Di Nardo. 1,32,5 tre quarti di miglio, con Pigal Baba ancora in netto vantaggio nei confronti di Pedro M, che è ancora lì. In leggero calo anche Pubblico d'Italia, viene via Porto Stommi, e Porto Stommi viene via in terza ruota, appariglia Popstar, mentre Pigal Baba allunga. Si avvicina anche il numero 9 di Popstar, ma è ancora un po' dietro. La corsa dovrebbe passare fra i primi tre, con Pigal, Pedro e il numero 14 di Pubblico d'Italia, quindi il numero 9 di Popstar, che non sembra molto vivace. I cavalli stanno per entrare in retta d'arrivo, con Porto Stommi che va all'attacco di Pigal Baba, di dentro c'è il numero 3 di Pedro M. Porto Stommi attacca Pigal Baba, ma Peppe Cusimano fino a questo momento ha fatto bene i conti. Si avvicina Luca Fierro va all'attacco di Peppe Cusimano, è sul palo, Cusimano la porta a casa. 5, 14, 3 è l'ordine di arrivo di questa seconda corsa. 2,32, 1,16 per il doppio chilometro. Questo cavallo veramente va forte, l'aveva dimostrato nella sua penultima uscita nella Tris. L'ultima uscita aveva sbagliato al via, mentre oggi ha dimostrato tutto il suo valore, addirittura 21 euro al totalizzatore. Chapeau, che bella quota per questo Pigal Baba e Peppe Cusimano. Per il secondo posto un ottimo Porto Stommi, che è riuscito a battere il numero 3 di Pedro M con Antonio Di Nardo. I complimenti vanno soprattutto a Pigal Baba e a Peppe Cusimano.